Fatto comune anche me, quindi questo è il tuo libro. Perché di fronte a questa già uno può anche la commozione, no, ma ci mancherebbe altro. No, d'altronde la poesia deve emozionare. Se non emoziona vuol dire che non è poesia, giusto? Qualsiasi poi essa sia di impegno sociale, civile, o che parla di un rapporto di amore, insomma, andiamo avanti. A questo punto io farei, abbiamo visto un po' come è nato questa raccolta di poesie, ma a questo punto darei anche il microfono, ovviamente ha già parlato poco fa Francesco, e Francesco vediamo un po' cosa ci dice, appunto le sue emozioni appunto legate a questo libro, prego. Intanto voglio ringraziare i miei colleghi di AMAP, è bello vedervi e non solo nel posto di lavoro. Un grazie sentito al presidente dell'AMAP, una donna che mostra molta sensibilità e quindi vi ringrazio tutti. Per me è come se fosse la prima volta, io sono abituata a parlare al microfono, alla presentazione di libri, ma oggi è un momento particolare. Intanto non ho, perché c'è Lino Busceme, va. Perché ci sei tu? No, volevi... Io che ho la pazienza di sopportarti... È vero, lo so. Comunque nel mio libro Non farti rubare i tuoi diritti ci sono delle pagine che io ho voluto dedicare a lui, ma non parliamo di questo libro, avremo la possibilità di presentarlo un'altra volta in questo spazio cultura. Intanto volevo ringraziare Nicola, tu sei... il Presidente ha detto che sono una persona splendida, tu lo sei, perché io ho seguito molti eventi in questa struttura e devo dire ben vengano questi spazi cultura. A Palermo ce ne dovesse essere uno in ogni porta, perché io ho visto qua dentro giovani, vi posso assicurare, giovani che divulgano messaggi che vanno verso questo mondo culturale. Qua dentro si è parlato di arte, si è parlato di musica, si è parlato di teatro, ma ragazzi giovani, così come mia figlia, ventenni, che vengono qua e si mettono in discussione e parlano, quindi questo rappresenta, Nicola, veramente la speranza. Una speranza per i giovani, una speranza che va verso il cambiamento. Oggi viviamo, come dico sempre, una crisi generalizzata di valori. Ripristinare, andare alla ricerca di questi valori è importante per asciugare, mi piace molto questa frase che tu dici sempre, per asciugare l'umido dell'ignoranza, umido dell'ignoranza. Allora perché nasce umido? Perché nasce l'idea di scrivere un libro? È vero, spesso diciamo ma io scrivo per me stessa, cioè non è così. Ha ragione Buscemi, io scrivo, il primo libro l'ho scritto e l'ho voluto dedicare alle mie figlie, perché questo libro rappresenta tutto quello che io avevo dentro. In quel libro, Non farti rubare i tuoi diritti, ci sono sentimenti che io non avevo mai svelato a nessuno. Ecco perché ho scritto e ho voluto dedicarlo a loro. Mi ricordo mia figlia Rosita che ha preso di una minaccia di morte arrivatami in un momento particolare attraverso il libro, perché noi avevamo nascosto il tutto e mia figlia Rosita non sapeva niente. Leggendo il libro dice: mamma, ma come, tu mi hai nascosto una minaccia di morte che ti ha raggiunto? Io non ho saputo niente, perché volevamo, naturalmente assieme a mia figlia Marina, che è la più grande, volevamo tutelarla, perché non è un fatto bello accendere la televisione in tutti i canali e sentire parlare di questa minaccia. Questo libro nasce proprio in seguito all'amicizia tra me e Billegi. Come ha detto lui l'ha sottolineato, un'amicizia mi ha stimolato lui a scrivere poesie. Leggendo il mio libro ha detto: tu scrivi in versi. Non lo dimenticherò mai, Francesco. Tu puoi scrivere poesia. Ed ecco che è nata la prima poesia che ho dedicato a mia figlia. Naturalmente dentro questa poesia, come diceva Buscemi, che l'ha letto tutto il libro, ora ho la consapevolezza che l'hai fatto, c'è indignazione, c'è rabbia, c'è il sociale, si parla di anziani, si parla di droga, si parla di violenza contro le donne,
sono delle tematiche emergenti. Si parla di femminicidio, che è una tematica oggi come oggi emergente. Io 2 giorni fa ho fatto un corso di aggiornamento per giornalista e la tematica è proprio questa: come narrare il femminicidio, che non è facile nemmeno per noi giornalisti, figuriamoci se una poetessa va a scrivere una poesia sul femminicidio. Comunque io non vi rubo spazio, voglio dare spazio invece alle poesie e agli ospiti che ci sono qua, quindi grazie ancora Nicola per l'ospitalità. Per me è un piacere ospitare, lo dico sempre, per noi qua Spazio Cultura è sempre tempo di poesia, quindi per noi è un piacere fare questo. Tra l'altro vorrei a questo punto anche invitarvi a tutti, e mi auguro che tu possa anzi una cosa, siamo venuti nulla organizzato, noi come Spazio Cultura stiamo anche cercando di promuovere la poesia anche nei piccoli centri siciliani. Tra cui c'è un prossimo appuntamento, lo faremo a Palma di Montechiaro per esempio, ma il primo appuntamento è con Biagio Balistreri, con il fabbricante di parole, proprio a San Giuseppe Jato per gli aperitivi letterari che faremo a San Giuseppe Jato, quindi invito anche... In questo momento è importante. Ecco, è importante, bravissima. Infatti faremo un incontro proprio sulle donne, tra l'altro. Faccio in tutto 4 incontri, uno dedicato alle migrazioni con DOS famosi nel mondo, uno con la Sicilia delle donne parlando di donne, e uno lo facciamo pure anche con la poesia con Biagio Balistreri, il fabbricante di parole. Noi abbiamo possibilità di scegliere, abbiamo già pubblicato alcuni libri di poesia, abbiamo scelto Biagio Balistreri perché quello sembrava, cioè il fabbricante di parole per me è l'emblema, no? Poi, della poesia, perché la parola è importante, no? E allora vi invito tutti il 4 luglio, giusto? Il 4 luglio per un aperitivo, no? In pratica possiamo, ecco, vi invito tutti a San Giuseppe Jato, il 4 luglio venerdì, un aperitivo in una piazza di San Giuseppe in cui incontreremo Biagio Balistreri, dialogheremo con lui in dialogo poetico, e ti invito ufficialmente, se tu vuoi farlo e hai voglia di farlo, di moderare questo incontro, se anche Biagio me lo consente, proprio dedicato alla poesia. Se lo puoi fare, accetta in diretta. Un applauso, perché nulla è organizzato. Tra l'altro adesso lo dirò all'assessore che sarei presente lì, perché stanno preparando proprio il dépliant, la locandina. Dirò: guarda, il chef Francesca Currieri, perfetto, ci mettiamo, ti presento però appunto l'assessore per metterci d'accordo. Io ti ringrazio, ovviamente invito qua anche ovviamente Billeci a partecipare, perché sarà un vero e proprio dialogo come stiamo facendo oggi. Quindi adesso a questo punto diamo un'altra volta la voce alla poesia, e tra l'altro mi sembra che Francesco vuole dirci prima qualcosa, se non sbaglio. Prego, no, prima Cellino. No. Mi consente, siccome abbiamo detto, e qui abbiamo parlato di tutto, e Franca ha fatto l'elenco delle manifestazioni, e le manifestazioni abbiamo fatto qui dentro di arte, di cultura eccetera, per non apparire troppo seri vi ricordo che abbiamo fatto anche delle serate bellissime di umorismo, alle quali serate ha partecipato pure il ben noto Tony Di Stefano, che io inviterei il 4 luglio a San Giuseppe Jato, perché lui possa allietare quella serata dove si affronteranno temi difficili, ma un po' di umorismo non guasta, perché il suo umorismo è un umorismo che ci aiuta a sopravvivere in un momento difficile. Parlando di umorismo, io dopo che Billeci recita la sua poesia vorrei che le mie 2 figlie recitassero una poesia umoristica un po' diversa, per ammazzare un po' la commozione di Marina di poco fa, 2 sorelle allo specchio, che in effetti è la realtà. Quella poesia contiene le sorelle Materasso. La strage di Lupane. Mamma, la guerra finì, le fasciste si nero, lo papà per onorare lo Stato d'intra non tornava più, disperso e brulicato da qualche posto dove nudo tenuato ci può portare un ciure e lasciarci una lacrima. Ora non è più vietato parlare o escere di dentro la sera, tutti dicono che le cose in Palermo stanno per cangiare, ma lo petitto la disperazione è ancora qua, dentro la nostra casa.
dentro l'occhio della povera gente e non ne vuole lasciare. Stamattina fuori fa freddo e che faccio l'aperto. Tanti cristiani stanno venendo con il cuore pieno di speranza a cercare aiuto nel prefetto. Magari Iddio ne può aiutare. Tanto un funno a domandiamo pane, pasta e travagliare. Mamma, grazie che veniste con mia, che ho sai semo e meglio viene. E anche se hai 17 anni, insieme alla cullavo ti voglio scioperare. Ma a quanto pare, non ne vuole ascoltare. Siamo armate solo di pensieri e domande da fare. Mamma, state dal lato a mia, le soldate vi arrivare. Io però sono armate, ma non penso che ne avessero a toccare. Noi in fondo non facciamo niente di male. Mamma, dammi la mano e cerchiamo di scappare. Che di sono fuori a cominciare a sparare. Quanto sangue, quanto cristiano in terra. Non è giusto, noi vogliamo solo un pezzo di pane per mangiare. E no a strage dello pane. Mamma, vattene non mi tirare, lasciami in terra. Non lo vedi che non mi posso muovere. Non hai più la forza di parlare. Non piangere per mia. Ora non sogno più solo. O papà è qua e mi tiene la mano. Mamma. Mi permetti solo 24 morti e 154 feriti. Questa è la storia di una strage che i palermitani non conoscono. ma tu lo sai che Con un applauso. il 19 ottobre è il mio compleanno? E ogni volta vengo con te a parlare della strage del pane. Volevo solo un secondo, rubo, prima della poesia. Allora, volevo che la platea facesse un applauso a un ragazzo che è presente qua e che si chiama Mirko Venezia, un ragazzo 18enne. Fatti vedere, eccolo là. Vieni Mirko, vieni. Allora, io proprio ieri ho avuto in mano il tuo libro di poesie. Allora, io ho letto qualche poesia di questo ragazzo e ti devo dire che sono veramente orgogliosa che un ragazzo di 18 anni riesce ad esprimere questi sentimenti, soprattutto la poesia sulla legalità. Non mi ricordo l'ho letta, come si intitola. Ecco, Occhi diabolici, una poesia bellissima, quindi io ti auguro tutto il successo che meriti, che in effetti leggendo queste poesie devo dire che è un ragazzo sensibile, perché solo un ragazzo sensibile come te può scrivere quello che hai scritto tu. Quindi io ti do un bacio, Mirko. Quindi presenterai poi ufficialmente questo libro. Vuoi dire qualcosa? Dire qualcosa? Sono troppo emozionato per farlo. Vabbè, facciamo un applauso. Complimenti, per il rime d'amore. C'è una copia per me? Perfetto, la gradirei, anche perché lo inviteremo, anzi lo invitiamo in diretta. Non c'è ancora la dedica. Ah, perfetto, questa, perfetto. No, perché l'avremo in trasmissione, giusto? Perfetto. No, questa è mia però. Questa è tua, non c'è la dedica. Poi me la metti, va bene? Va bene, Mirko, complimenti. Poi li leggiamo tutti in famiglia, compresa mia figlia Rosa che mi collabora. Come? Il titolo è Policromia d'amore. Ha solo 18 anni. Ha solo 18 anni, eh? Mirko con la K. È un palermitano. Complimenti, no, perché è bello sapere che i giovani si avvicinano alla poesia, perché quello che facciamo noi qui a Spazio Cultura. E qui abbiamo anche un altro poeta, anzi un applauso anche per... allora vieni qua, tutti i poeti. Mi colpisce questo. E infatti, tu conoscevi il ragazzo? No. È la sorella. La sorella. Aspetta. Ha fatto un bellissimo quadro di Anche la sorella, insomma, è una famiglia. Allora, il microfono un attimo. Io il suo libro l'ho letto tutto, le sue poesie le ho lette tutte, ho scavato dentro di lui, ho capito. E ho legge con capito. attenzione. Bravo Lanzetti. Sì, grazie. Insomma, un fuori programma per cui sono abbastanza. Sì, no, io sono abbastanza schivo di mio, quindi tra l'altro le cose a sorpresa insomma mi lasciano. No, infatti, quindi comunque ringrazio Francesca che ho conosciuto qualche mese fa. Sì, bellissima.
sulla televisione di TV7 di Partinico e ho avuto modo di apprezzare la sua sensibilità, soprattutto perché in pochissime ore, ma proprio questione di ore in cui ci siamo conosciuti, veramente è riuscita a entrare proprio nel mio animo attraverso i miei racconti, quindi l'intervista alla fine è stata assolutamente naturale e spontanea, proprio perché c'è stata una sintonia immediata, e quindi non posso che confermare quello che diceva poco fa la Presidente dell'AMAP, che appunto è una persona dotata di grandissima sensibilità. Grazie. Ovviamente ormai il suo libro ormai mi sembra che si è esaurito. È stato ristampato. Io ne ho una copia comunque sempre, ti do le mie e poi me le ridai. No, vabbè, ora lo riavremo sicuramente. Lo avremo sicuramente. Grazie, molto gentile. A questo punto sentiamo questa poesia, Due sorelle allo specchio, prego, quindi servite tutte e due, prego. Metti il microfono in mezzo. Due giovani vite, uno specchio e dentro la paura di ingrassare. Insalata, carota e mais, mozzarella, provoletta e fesa, riso basmati e cornetti integrali. Per lo spuntino i biscotti della mamma al profumo di limone e impastati con la farina fresca del mugnaio. Ho messo su qualche chilo. Ho la pancia gonfia. Le sorelle non si contraddicono e anche in questo trovano condivisione. Si scambiano i vestiti e anche le scarpe. Ballano il caraibico per mantenersi in forma. Peccati di gola? Manca a pensarci. Una buffata ogni tanto? Non se ne parla. Tutt'al più, per le feste comandate, una fetta di pollo, ma senza panata. Per ricompensa? Un bicchierino alla cannella fatta in casa con la ricetta della nonna. Le guardo, si somigliano, per me sono le più belle del mondo. Complimenti, anche perché insomma, diciamo, la linea c'è abbastanza. Questo prosciutto di pollo senza ossa. La cosa interessante è che questa poesia la trovate col testo in fronte in lingua siciliana, questa è una cosa bellissima. Non so se la vuole leggere Francesco, per te sarebbe bella leggerla in dialetto, che Dusoru Dusoru, sentiamo. Sarebbe bene la versione adesso in lingua siciliana, sarà ancora più particolare, prego. Però ti viene difficile fare due sorelle, comunque prova. Anche perché non c'era lì. Due sore allo specchio, due giovani vite, lo specchio, e dentro lo scanto ringrassare. Insalata, carota e formente, cascavallo, tomazzo cacio, riso magro, cornetto integrale. Per lo spuntino le biscotta di tomate, chine di ciauro e lumione, e impastate con la farina fresca do panettere. Mise qualche chile, hai la panza uncia. Le due sorelle non si mettono contro, perché vanno sempre d'accordo, si scanciano le robe e pure le scarpe, abballano lo caraibico, per mantenersi sicche, mangiatare. Manca a pensarci, una buffata ogni tanto non se ne parla. Un sfrazziceddo per le feste comandate, una fetta di pollo ma senza impanata, per ricompensa un bicchiere con la cannella fatta rintra, con la ricetta di sua nonna. L'Italia si assomigliano, per me sono le più belle del mondo. Eccezionale veramente, questa poesia in dialetto è ancora più simpatica e spiritosa. A questo punto io direi di passare il microfono un attimo al dottore ovviamente Pippo Oddo, storico, ma poi ovviamente questo microfono, infatti poi invito qua il regista, teleoperatore poi a seguirmi con il microfono, perché sarà anche spazio per interventi vostri e quindi per dialogare insieme e chiudere questo incontro, e quindi prego. Ma intanto io devo smentirmi, non sono uno storico, ma sono uno studioso di cultura del territorio in tutte le sue implicazioni. Precisato questo, è persino difficile intervenire in un dibattito come questo, perché gli spunti sono tanti, le poesie le ho lette tutte, nella versione italiana e in quella siciliana, quindi tenterò
di fare una sintesi. Prima cosa, quando si scrive una poesia, si scrive per sé o si scrive per gli altri? Voglio dire la mia. Si scrive per altri perché in ogni scritto c'è una comunicazione, la comunicazione è sempre diretta agli altri, ma si scrive anche per se stesso. E questo io l'ho imparato da una comunicazione che io, da studioso di cultura del territorio, ho imparato dai contadini. Un proverbio siciliano che nei primi anni '80 io ho assunto a mio manifesto culturale recita: bianca la campagna, nero la semenza, l'uomo che semina sempre pensa. Era un indovinello, un dubbio, il cui significato è la scrittura. E pensateci bene, se voi pensate che cosa era la scrittura per generazione e generazione di contadini analfabete, lo assimilavano all'atto più sacrale, più sacro, più importante, che era quello del seminare. La bianca campagna è considerato il foglio bianco, il nero seme è il grano che deve germogliare, ma poi c'è la considerazione finale: l'uomo che semina sempre pensa, acquisisce cultura per trasmetterla ad altri. Si esprimevano i contadini, anche quelli che poeti non erano in siciliano. Quindi questa lingua siciliana esisteva da vecchio tempo. E però, se andiamo a guardare l'uso che se ne hanno fatto le classi dominanti di questo paese, che siamo stati sempre terra d'accoglienza, diciamo, o di conquista, secondo dei punti di vista dei momenti storici, la lingua siciliana la parlava il volgo, lo parlavano i contadini, lo parlava l'operaio, lo parlava la gente, la plebe che viveva in città. Ma o si parlava arabo al tempo degli arabi, o si parlava greco, e si parlò molto greco prima del tempo della dominazione greca. Anche in epoca romana la lingua colta era il greco, e poi ci furono la lunga parentesi bizantina. Quindi e poi per secoli, con la dominazione spagnola, non la voglio fare lunga su questo, con la dominazione spagnola avveniva che il linguaggio, quello più terra-terra, che usavano anche i notai per farsi capire dagli altri, era il siciliano antico, misto allo spagnolo, ma la lingua ufficiale è lo spagnolo. Quando è che incomincia a nascere la lingua siciliana? Lo sappiamo tutti, qui non voglio rubare il mestiere a nessuno, nasce soprattutto all'epoca di Federico II, questo grande illuminato che ha messo insieme la cultura di tutto il mondo e l'ha fatta incontrare a Palermo, e non a caso in quel momento nasce la scuola poetica siciliana, che ha dei personaggi locali, da Ciullo d'Alcamo agli altri, Jacopo della Lentina, Oddo delle Colonne, che in quel momento parlano in siciliano, e diventa il volgare siciliano, diventa il prototipo della lingua nazionale. Diventa il prototipo della lingua nazionale, e questo il primo a riconoscerlo è Dante. Sì. Dante dice i siciliani, devo ai siciliani questo, poi la sciacquò in Arno la lingua, ecco, poi sarà anche Mazzone che farà un'operazione di quel tipo, ma lui se non veniva qua non avrebbe potuto fare. Quindi è una lingua che non è una vera e propria lingua, è qualche cosa di più, elemento costitutivo dell'identità nazionale italiana per molti aspetti, quindi è qualche cosa di più. Eppure io che mi hanno considerato uno storico, ma comunque che ho fatto tanta ricerca storica negli archivi, ho trovato che se vado a guardare i documenti del Settecento si trova scritto o
il latino, un latino volgare che è persino difficile da leggere, o nella lingua toscana, che era quella che si era avvalsa della lingua italiana. Chi ha trasmesso la cultura? I poeti. E da questo punto di vista gli etnologi, non solo Pitreo o Salomone Marino del tuo paese, che poi anche di Partenico, ma anche Serafina Mabele Guastella hanno dimostrato a Modica, a Chiaramonte, nella contea di Modica, che era tutta l'attuale provincia di Ragusa, Serafina Mabele Guastella ha dimostrato che l'uomo veramente libero è che pensava era il poeta che a un certo momento con l'Unità d'Italia si trova sbandato e fa dire a un certo Cutelle di Chiaramonte Curfa, che si trova così sbandato, e dice: ma com'è possibile? Nasci in Sicilia, dicevano con il loro dialetto, e sogno italiano. La lingua italiana è stata la mediazione che ha consentito di unificare le diverse culture, quindi è ottima l'operazione di fare, specialmente voglio sottolineare, quando il testo nasce in siciliano, fare l'operazione di raffronto con l'italiano. Un po' più impegnativo e difficile è quando il raffronto va fatto dall'italiano al dialetto, anche perché ognuno, chi è il poeta? Il poeta è uno che vive in termini poetici la vita, esprime sentimenti, emozione. La poesia è qualcosa che rassomiglia alla musica, anche quando non si trasmettono le parole, se ne coglie il senso. Se io ascolto Mozart, l'ho ascoltato nella sua città natale, a Salisburgo, le parole in tedesco non le ascoltavo, perché c'era anche un'opera teatrale che accompagnava, però la musica mi colpiva dentro, mi faceva. E così è la poesia, e nella poesia poi c'è una cosa in più, che è la capacità di il mimo, la capacità di recitarlo. Abbiamo visto come scusate, abbiamo parlato tanto di Maura, parliamo anche di lei, di Franca, parliamo di Franco ora. Franco in questo è un vero maestro nel recitare le poesie. Devo dire, gliel'ho detto diverse volte, lo voglio dire qui anche pubblicamente. Lui scrive bellissime poesie proprio perché c'è l'animo, ma appaiono ancora più belle quando le recita, perché l'animo si vede, il mimo, il modo, le pause, la pronuncia. Da questo punto di vista è stato un incontro bellissimo. Loro lo raccontano. Da Franca quando parla compagno di viaggio, ma anche quando apparentemente non parla ma parla di mafia, quando apparentemente il pensiero è rivolto a lei, a radiche del passato, ma non è solo questo. Io vorrei ricordare che questo incontro di oggi ha un suo precedente proprio quando si presentò il libro Non fate rubare i tuoi diritti. Io non conoscevo Frank, non lo conoscevo, ma di fronte a quel titolo ho detto subito sì, perché incontra un mio modo di vedere e di concepire il mondo e la vita. E se la proposta mi veniva fatta dal presidente dell'anti-racket di Partenico e Borgetto, capivo che c'era dello spessore. E quando ho incominciato a leggere quel libro che poi abbiamo presentato assieme a Buscemi nella cantina borbonica di Partenico, mi sono reso conto, l'ho ringraziato e poi ho ringraziato anche lei. Da quel momento, in quell'occasione poi, Franco ha recitato la poesia, il discorso è andato avanti,
hanno fatto diverse interviste, ci siamo incontrati. È chiaro che abbiamo iniziato un percorso che è culturale ed è anche umano. La poesia è stato il maggior veicolo di trasmissione culturale nella Sicilia, ci tengo a dire. Il titolo radica il passato, esprime il concetto di cultura. Se per cultura intendiamo in senso antropologico ogni conoscenza o esperienza acquisita dall'uomo come membro della società, sto citando, riassumendo, ma sto citando Taylor, che lo disse nel 1871 questa cosa, non si può fare cultura senza scavare nel passato. E nel passato di un uomo, se è nato a Castelbuono e poi va a Partenico, si porta dentro un pezzo di Castelbuono, un pezzo. Castello lo lascia lì, era dei Ventimiglia. No. Se Franco ha avuto la fortuna di conoscere una nonna che gli raccontava storie antiche, drammi antiche ma sempre esistenti, quello dell'emigrazione, il nonno che fugge, che se ne va in Germania e che a un certo punto si innamora di un'altra donna e ci fa un figlio e vive questo contrasto. Lui immagina questo dialogo tra il nonno e il nipote e immagina ed esprime quel dramma che è notevole. Anche lui, nonostante l'età, fa 41 anni oggi, lo diciamo, nonostante l'età è come se ne avesse 80 per le cose che ha vissuto, quindi come 80 li porta bene. Quindi vorrei dire, la poesia è tramite di cultura e anzi il maggior veicolo che in questa nostra terra saccheggiata, non solo nei tempi antichi ma anche ora, vorrei finire con questo, è stato un elemento di libertà e di riscatto, di libertà e di riscatto culturale. A questo proposito io vorrei vedere, a proposito del saccheggio, sto a ricordare che l'Istituto di Storia Patria rischia di chiudere, la Fondazione Mandralisca rischia di chiudere, tante istituzioni rischiano di chiudere. L'Istituto Gramsci Siciliano, che mi ha pubblicato 3 libri ultimamente, l'ultimo dei quali è stato presentato il giorno 10 con un grande concorso di pubblico, rischia di chiudere. Ha lanciato un appello. Il Teatro Biondo, sì. Io inviterei i presenti a firmare questa petizione, perché non si tratta di salvare una voce o 3 posti di lavoro, 3 impiegati all'Istituto Gramsci, ma svolge un'attività che nemmeno che istituzioni che hanno 20 o 25 impiegati non riescono a svolgerlo. Offre dei servizi alla collettività. Io credo, vi prego di collegarvi anche con ormai internet la usiamo tutte, vi do anche la mail info@istituto Gramsci, tutta una parola, Istituto Gramsci Siciliano.it. Firmatela, è un appello alla salvaguardia della cultura e della identità, non solo siciliana, proprio per i riflessi che facevamo con la lingua, col rapporto, con tutto il resto. Salvare un pezzo di cultura di questa terra significa dare un contributo nazionale. Che devo dire di queste? Sono 2 persone splendide, sia Franca che Franco, di cui mi onoro di essere profondamente amici. La vicenda, lei non l'ha letta, ma quella merita di essere letta ancora, tutta quella del mobbing, di cui è stato... Mi dispiace, signor Presidente, ma lei non c'entra, è storia, è andata via. Non c'entra niente. È storia passata quella, è acqua passata, che però la cui cicatrice hanno forgiato un carattere importante, battagliero, e hanno forgiato una coscienza civile che si esprime anche in poesia. Grazie di avermi dato l'occasione di dire questa cosa.
Grazie a Pippo Oddo, che è più di uno storico, abbiamo visto, molto più di uno storico. Sì, diciamo che si sta creando, io come Spazio Cultura pure denuncio, si sta creando un deserto culturale, perché molte istituzioni, molte fondazioni stanno chiudendo nella disattenzione proprio delle stesse istituzioni poi alla fine, no? Anche Spazio Cultura ha già firmato l'appello a favore dell'Istituto Gramsci, perché è importante, e non solo, noi tra l'altro sosteniamo anche il Teatro Biondo, sosteniamo anche il Teatro Politeama, tant'è vero che con loro abbiamo anche stretto delle collaborazioni, sia il Teatro Biondo che il Teatro Politeama, laddove cerchiamo di promuovere la cultura a 360 gradi. Quindi grazie per aver ricordato questa situazione, e può essere noi prima di tutto noi cittadini a pretendere che questo non debba mai avvenire. Sta avvenendo, quindi che posso fare a livello democratico? Possiamo semplicemente per ora firmare un appello, più di questo non possiamo intervenire più di fare, però anche fare questo è un segnale importante per far capire che esistiamo, che ci siamo, e bisogna fare strada sicuramente. A questo punto mi sembra che dobbiamo leggere qua una poesia, prego. Una poesia, c'è una mia carissima amica presente, che è Cettina Pellitteri, che ha condiviso con me un percorso molto bello, devo dire, e io a lei ho dedicato una poesia. Se tu vieni qua io te la recito in diretta. Vieni. In italiano. Non meglio in siciliano. No, in dialetto la recita lui, io la voglio recitare in italiano così come l'ho sentita. Se ti commuovi mi fa piacere. Per te Cettina. Un incontro occasionale, un'intesa immediata e inaspettata, una stretta di mano, uno sguardo fuggente e luminoso per fare nascere un rapporto fluido e profondo. Col tuo passo sicuro e audace, con la semplicità dei tuoi gesti, la gioia di vivere manifesti. Sei forte e coraggiosa, protettiva e amorevole. Nascondi le tue tristezze, dai un senso alle tue amarezze, tendi la mano a chi mostra debolezza, apprezzi la verità e scavi ai margini della società. Palermo nel cuore è la tua rubrica, raccogli informazioni, notizie e sentimenti, giochi col sorriso e valichi l'entusiasmo. Grazie, sempre pezzi di cuore. Allora, a questo punto io direi una cosa, recitiamo un'altra poesia, traduciamo in lettura un'altra poesia in lingua siciliana, e poi se qualcuno vuole fare una domanda qui c'è il microfono, e chiudiamo l'incontro di oggi perché giustamente abbiamo anche dei tempi da rispettare. Prego. Dedicata a una particolare categoria. Dedicata ai giornalisti. È del TG Rosa? No, vabbè, la TG Rosa non puoi non leggerla. allora la recitiamo pure. Richiesta di Marina. Giornalisti. Femmine e mascoli che corrono da mattina a sera, non si fermano per niente, attraversano oceani e mare lontane e combattono senza stancarsi con tanta gente. Spesso vengono insultate e denunziate e ricevono pure legnate. Per l'amore di travagliare vengono pure ammazzate. Eppure sono padri e madri di famiglia, sti giornalisti, che nescono di dentro per guadagnare un pezzo di pane, che rischiano la vita per una miseria di stipendio, che si ammazzoliano tutti i giorni per diffondere cultura e legalità, e che si mettono contro le prepotenti, che le notizie di vanno censurare e la libertà di parola vanno limitare. I giornalisti vanno rispettati, i giornalisti non vanno maltrattati, iddi sono la voce della coscienza, iddi sono palome bianche che portano dall'aria favole e sogni, iddi sono la memoria della nostra mente, iddi sono la storia del mio governo e dell'immortale brava gente, i giornalisti. Ci sono l'unica giornalista che vedo, no? C'è Buscemi. Ah, ci sei tu. Allora siamo in tre. Questa poesia invece è dedicata all'emittente televisiva TV7 Partinico.
si intitola TG Rosa. TG Rosa. Marina Brugnano. Marina Brugnano è la responsabile del programma culturale il TG Rosa, che va in onda tutti i giorni alle 18:30 su TV7 Partinico, canale 111. Giusto, in replica. Allora, TG Rosa. Sentite, oh brava gente, assettatevi a tagliare attentamente. Sto programma nuovo che vi fa svariare la mente. Si chiama l'UTG Rosa, dove si parla di cultura, cronaca e natura. E si parla e si apprende senza censura. Poesia e scrittura, politica e magistratura, armale e agricoltura, servizi montati con tanta cura, fatte su misura, Marina e Francesca, per chi vuole apprendere e sapere, per chi si vuole rilassare e farsi intervistare, notizie importanti che ne fanno crescere e pensare, e la vita di ogni uomo fanno migliorare. TG Rosa. Evviva il TG Rosa! A questo punto, se non ci sono domande, curiosità, possiamo, non so, c'è qualcuno che vuole fare un intervento? Prego. Scusate, mi metto qui accanto a Billesci. No, volevo dire che spesso il limite di noi donne è la competizione che nasce fra noi donne. Questo è qualcosa che non ci fa crescere. Gli uomini riescono a solidarizzare fra di loro, infatti il potere è gestito fra gli uomini, dagli uomini. Io e Francesca siamo l'eccezione che conferma la regola, perché tra noi è stata subito empatia, è stata subito complicità, è stato subito condividere. Due mondi diversi ma che si sono incontrati e che si sono subito sentite sorelle nello spirito, nell'animo, un rapporto di amicizia profonda. Io mi auguro che questo rapporto che c'è fra me e Francesca possa estendersi con tutte le donne. Si parla molto di femminicidio. Io penso che la solidarietà fra le donne può essere anche un passo importante che possa aiutare a fermare questo fenomeno. Le donne spesso vanno in competizione. Questa è la prima battaglia che ognuno di noi come donna dobbiamo impegnarci, perché l'invidia non ci aiuta a crescere. Il condividere invece sì. Ci tenevo a sottolinearlo, perché io e Francesca siamo amiche profonde, perché né io sono invidiosa di lei, anzi sono la prima a essere felice per il successo che lei merita, perché lei è davvero una donna speciale. Dopo questo bellissimo concetto di reciprocità, Antonio Di Stefano, prego. Volevo solo dire questo, io ho scritto anch'io le poesie umoristiche del siciliano nel mio primo libro, ho scritto 13 libri, di cui 10 con la Mondadori. A proposito del libro, me l'ha prestato, ora te lo do. Il mio spettacolo Ridere è una cosa seria finisce con l'invito alla risata. Ridiamo, ma soprattutto ridiamo indietro i libri che ci hanno prestato. No, perché dico questo? Perché qualche tempo fa ho incontrato un mio vecchio collega, no, è una storia vera, un mio vecchio collega all'università che ora insegna, lui è rimasto all'università, insegna, il quale mi ha portato a casa sua e mi ha mostrato una bellissima biblioteca. Mi ha detto: vedi, sai qual è il segreto per tenere questa biblioteca? Dice: non prestare mai libri a nessuno. Infatti questi sono tutti i libri che mi hanno prestato e io non ho mai restituito. Questa è bellissima questa cosa. Quindi qual è il messaggio? Cioè, compratelo il libro, non chiedete l'impegno, dovete comprarlo, se no non lo avete. Quindi si può anche rubare. No, rubare non mi sembra il caso oggi. Quindi ovviamente adesso vi invito ad acquistare questa bellissima raccolta antologia di poesie, di leggerle ovviamente e di emozionarvi. Io ringrazio Francesco Billesci, un applauso per lui, Francesca Currieri e ovviamente Lino Buscemi, Pippo Oddo, ovviamente tutti voi, e TV7 Partinico, perché ha dato la possibilità di far vedere ad altri che non hanno partecipato oggi a questo incontro di poterlo vedere comodamente in poltrona a casa. Questo è l'importante della televisione. Cannizzo, che ha registrato persino
i patemi d'animo, quindi oggi è stato veramente un telecronista di dimensioni inimitabili. Grazie a tutti, da Spazio Cultura un grande saluto, grazie a voi.